E ora ci spostiamo nella Bassa, dove il futuro dell'ex ospedale sarà al centro della campagna elettorale per le comunali di Legnago. Ne è convinto il Partito Democratico, che ieri sera a Nogara ha organizzato un incontro pubblico sul tema. Dopo la caduta dell'amministrazione comunale per le dimissioni della maggioranza dei consiglieri, a Nogara riparte la politica. È stato il Partito Democratico il primo a scendere in campo. Lo ha fatto ieri sera con un incontro pubblico sulla sanità, al quale hanno preso parte il consigliere regionale Franco Bonfante e la senatrice Maria Pia Garavaglia. Il tema sul quale si fonderà l'ormai imminente campagna elettorale è la sanità, tema sul quale si è arenata l'amministrazione di Simone Falco. L'ULSS ha chiesto una variazione urbanistica per rivalutare i terreni dell'Ascito Stellini in modo da poterli vendere ad un prezzo maggiore. Con la precedente amministrazione Olivieri avevamo già impostato un accordo di programma dove la vendita dei terreni era finalizzata solo e esclusivamente alla riconversione dell'ospedale di Nogara. L'obiettivo era quello di farlo diventare una cittadella socio-assistenziale, obiettivo tra l'altro condiviso dal territorio, da tutti i sindaci, per arrivare a un 80 posti letto, 66 non autosufficienti, hospice, country hospital e il CEOD. La presenza di spettatori all'incontro pubblico ha testimoniato che il ruolo futuro dell'ex ospedale Stellini è un tema sentito in paese. Se la prossima amministrazione dovrà chiedere all'ULSS di investire su Nogara l'intero importo ricavato dalla vendita dei terreni dell'Ascito Stellini, nei prossimi giorni il consigliere regionale Bonfante presenterà un emendamento al bilancio 2011 che impegni la Regione ad investire su Nogara almeno lo stesso importo ricavato dalla vendita. A quel punto, ha dichiarato Bonfante nel suo intervento, si vedrà chi veramente vuole la riconversione dell'ospedale. Possiamo dire che stasera riparte la campagna elettorale a Nogara, ma perché partite dalla sanità? Ma perché l'amministrazione comunale di Nogara, a guida leghista, è caduta sulla sanità, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso la questione dell'ospedale di Nogara, però dobbiamo anche dire che c'erano state tante cose che non funzionavano in questi 6 mesi, di cui se ne sono resi conto i cittadini e soprattutto se ne sono resi conto le stesse persone che appoggiavano il sindaco e che gli hanno tolto appunto l'appoggio, dalla questione delle mense scolastiche e dei trasporti a tante altre questioni che hanno dimostrato come per amministrare occorra competenza, coerenza, serietà.